Per il centro storico di Agrigento vi sono in cantiere dei progetti per ridare dignità all'ambiente. Parliamo ad esempio del cosiddetto progetto Girgenti, che prevede tra l'altro il recupero di 16 alloggi e la realizzazione di alcuni magazzini per l'importo di 1.960.000 euro. Ma vi è un altro intervento che servirà a trasformare i luoghi, è il progetto Ravanusella. Anche qui è prevista la costruzione di alloggi popolari e la ristrutturazione di alcune abitazioni. In piazza Ravanusella dovrebbe tornare, e sarebbe un ritorno alle origini, il mercato ortofrutticolo che fa parte della storia di Agrigento. Quali novità ci sono riguardo i progetti del centro storico partendo da piazza Ravanusella? Ravanusella abbiamo avuto l'accredito da parte del Ministero del 20% dello stanziamento, abbiamo ripreso possesso della piazza avendo fatto sloggiare il rifornimento di benzina che rimane non in esercizio, e adesso quindi ci sarà la fase di eliminazione delle superfetazioni che sono state realizzate. E credo la prossima settimana si procede invece alla convenzione con i privati per dare avvio a questo processo di riqualificazione, che non sarà velocissimo perché è ponderoso in termini realizzativi, ma che avvia un percorso di riqualificazione in un'area che è di pregio dal punto di vista della collocazione, che è proprio piazza Ravanusella. E poi è in corso l'attività di verifica col Ministero, col gruppo di monitoraggio per quanto riguarda il progetto Girgenti. Entro il mese di febbraio, credo il 20 di febbraio, dovrebbe chiudersi la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto, ma noi siamo già in fase avanzata in ordine alle richieste per singolo tipo di intervento, perché per esso è previsto che venga anticipato già il 20% sui progetti che siano esecutivi. E quindi è un work in progress sul nostro centro storico, in quella logica di riappropriazione di questo asset della città. Non è un luogo comune, non è uno slogan, ma tutti i centri storici delle città europee, quando sono partiti, hanno fatto partire le relative città, e quindi questo sta accadendo ad Agrigento e inevitabilmente sarà come è accaduto in tutte le altre città europee. Parte il centro storico e diventa elemento di traino per la città. A proposito di Ravanusella, c'è da dire che a giorni dopo la riconsegna della struttura al comune che ha vinto la causa con i proprietari, inizierà lo smantellamento del distributore di carburanti. Nella zona potranno così sorgere dei parcheggi, visto che è diventato un serio problema sostare quando nella vicina chiesa di Santa Lucia vengono celebrate delle funzioni. La settimana scorsa, per un funerale, c'è stato il fuggi-fuggi durante l'omelia del celebrante. Molti infatti si sono precipitati fuori dalla chiesa temendo di essere multati, come d'altronde è avvenuto. Un parcheggio in zona è visto insomma come una priorità.